Ciao amiche mie, buona domenica. Oggi ho fatto un plum cake perché basta con i fritti, basta con i dolci di carnevale, non se ne può più. Questo è un plum cake al limone, profumato al limoncello, facilissimo da fare, pochi ingredienti ma buoni. Troverete la ricetta nello svolgimento del video, quindi non vi preoccupate, c'è tutto, perfino come ho fatto la glassa, ve lo faccio vedere. Quindi se avete voglia di farlo sono felice, fatemelo sapere nei commenti, se avete delle domande pure. E vi prego mettete un like perché è importante per me per far crescere il mio profilo. A voi non costa nulla. Quindi vi saluto, bacione a tutte e buona domenica. Ciao! Iniziamo subito rompendo 2 uova nel bicchiere di vino. 1. E buona domenica ragazze, buona domenica a tutte. Aggiungo adesso 120 g di zucchero e faccio andare 1 minuto a velocità 4. Adesso metto la buccia grattugiata di un limone bio. Aggiungo uno yogurt bianco naturale. Nel frattempo accendete il forno 170 gradi ventilato, così si scalda bene. Poi aggiungo 90 ml di olio di semi, io uso sempre quello alto oleico. Per farlo ancora più profumato utilizzerò il mio limoncello, trovate la ricetta nei video precedenti, e ne metterò 25 ml, così diamo una bella profumata al limone. E adesso faccio mescolare 30 secondi a velocità 4. Adesso aggiungiamo la farina 00 250 g e un pizzico di sale, eccolo qua. Chiudiamo il boccale e facciamo mescolare 30-40 secondi a velocità 5. Ultimo ingrediente, il lievito per dolci, lo setacciamo, facciamo mescolare 10-15 secondi a velocità 5. Prendete adesso uno stampo da plum cake, questo è da 26 cm, mettete la carta forno e mettiamo l'impasto. Adesso in forno 170 gradi ventilato per 40-45 minuti, ma facciamo sempre la prova a stecchino. Allora, nel mentre che il plum cake finisce la sua cottura, prepariamo la glassa. Quindi servono zucchero a velo, ne mettiamo 2 cucchiai abbondanti in una ciotola, così, e procuriamoci un po' di succo di limone. Io ho spremuto quello che avevo grattugiato e iniziamo mettendone, portano via il vetro, intanto un cucchiaio. È poco, quindi facciamo 2 cucchiai di limone e mescoliamo. Dobbiamo creare una cremina bianca da poter mettere sopra, che sarà golosissima. Eccola qua. Io credo che basti, altrimenti ne faccio ancora dopo.